In Formula 1 il Gran Premio d'Austria incorona Max Verstappen, il pilota olandese che qui è come se fosse di casa, ha negato a 3 giri dalla fine la gioia a Charles Leclerc di trionfare per la prima volta in una gara della massima serie. Il ferrarista davanti sino a quel momento si è visto strappare la leadership con un sorpasso duro a firma del numero 33 che è finito poi anche sotto investigazione da parte dei commissari. Sul podio con loro in terza posizione Valtteri Bottas. La freccia d'argento del finlandese ha preceduto la Ferrari di Sebastian Vettel, protagonista di un'ottima rimonta, e l'altra Mercedes di Lewis Hamilton. Gara spettacolare dal primo all'ultimo giro. Il Gran Premio del Red Bull Ring ha ridato un po' di lustro ad un campionato dominato fino a questo momento in lungo e in largo dalle Mercedes, anche se di fatto a fine gara la delusione nel box Ferrari è più che tangibile. È Maverick Viñales il vincitore del Gran Premio di Assen in MotoGP. Sul circuito olandese il pilota della Yamaha ha tagliato per primo il traguardo precedendo Marc Marquez. I due spagnoli hanno battagliato a lungo a colpi di sorpassi e controsorpassi sino a quando il numero 93 della Honda ha capito che il collega ne aveva decisamente di più. Terzo uno straordinario Fabio Quartararo che dopo essere partito in pole position ha dovuto lottare con i limiti soprattutto ciclistici della sua M1 Clienti. Dietro al francese c'è Andrea Dovizioso, protagonista di una gara in chiaroscuro. Dopo essere scattato dalle retrovie è riuscito infatti a recuperare bene, non riuscendo però a dare il colpo di coda quando si trovava a ridosso del gruppetto di testa. Alle sue spalle Franco Morbidelli, Danilo Petrucci e Cal Crutchlow. Ottavo Joan Mir davanti a Jack Miller ed Andrea Iannone. Da segnalare le cadute, fortunatamente senza conseguenze, per Alex Rins, Valentino Rossi e Takaki Nakagami. Si conclude il cammino della nazionale italiana femminile ai mondiali di Francia. Le azzurre, allenate da Milena Bertolini, si arrendono ai quarti di finale contro l'Olanda. Decisive per la squadra orange le reti di Miedema e Van der Graat, arrivate nella ripresa sugli sviluppi di calci piazzati. Le azzurre riescono a tenere testa per un tempo contro le forti avversarie, cedendo però nella ripresa alla maggiore forza fisica delle campionesse d'Europa. Per le calciatrici azzurre è stato comunque un mondiale positivo nel quale non partivano da favorite, ma che le ha viste conquistare sempre più consensi ed ottenere risultati eccezionali sul campo. Giampiero Ventura torna ad allenare. L'ex tecnico della nazionale italiana, dopo l'ultima avventura tra le fila del Chievo, torna in panchina alla Salernitana. Con il club di Claudio Lotito ha firmato un contratto di 1 anno con opzione per un'altra stagione. L'Unione Sportiva Salernitana comunica di avere raggiunto l'accordo con il signor Giampiero Ventura, recita un comunicato del club, e di avergli affidato la guida della prima squadra.